Buon pomeriggio, ben trovati, ore 13, lo spazio che precede il notiziario meridiano di Tele4. Do subito il benvenuto all'ospite Giuliano Bagatin, Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trieste, della famiglia alpina di Duino Aurisina. Ben trovato. Esatto, ti ringrazio per l'invito. Noi della famiglia alpina siamo molto contenti di essere qui a Tele4. Allora, c'è un'altra festa, la terza festa alpina, che verrà celebrata domenica 29 giugno al complesso sportivo di Visogliano, che quindi ospita questa terza edizione, corretto? Esattamente. Io intanto mostro il nostro logo. Sì, una terza festa alpina è già un piccolo traguardo. Abbiamo iniziato 3 anni fa, 2 anni fa, perché la terza sono 2 anni fa, ci siamo appoggiati ad un locale bar per quel che riguarda la ristorazione e quest'anno noi alpini vogliamo fare un piccolo salto di qualità, ce la gestiamo da noi e speriamo nel tempo, speriamo in una grande affluenza. Beh, abbiamo visto che sarà un giugno caldo e soleggiato, quindi insomma la prospettiva è buona. La prospettiva è buona. Allora, si inizia alle 9:30, no? Sì. Ci sono tanti momenti tra cultura, festa, solidarietà, ma anche esperienza importantissima, enogastronomica. Esattamente, partiamo da lì. E la festa è organizzata non soltanto dall'Associazione Nazionale Alpini, Famiglia Alpina, ma da tutta una serie di vedo tante realtà, tante realtà locali con cui noi collaboriamo perché Duino Aurisina c'ha 8.000 anime, se comincia ognuno ad andare per conto suo, e quindi io le ricordo in particolare l'Aiser 2000, che è un'associazione che si occupa di calcio ma soprattutto di solidarietà, poi c'è il gruppo Frondar, c'è il gruppo Armada Vidonis, il Lions Club, l'associazione ASD Senia Sistiana, forse ne dimentico qualcuno. Il Circolo Duinate, l'Università della Terza Età. E per quel che riguarda quello che tu mi chiedevi, cioè la parte enogastronomica, viene affidata a delle persone dell'AISER che lavorano per noi gratuitamente, perché sanno che anche noi facciamo solidarietà, che hanno una grande esperienza. E avere una grande esperienza quando si va a mangiare è importante che chi cucina sia un buon cuoco. Assolutamente, assolutamente. Momenti, dicevamo, di festa, ma spazi culturali anche. Esattamente, no? E la seconda parte importante è lo spazio culturale per attirare un po' di persone. Noi cominciamo alle 9:30 con l'alza bandiera e andiamo a chiudere la sera, no? Chi vuole venire a trovarci, io penso che ci troverà fino a sera inoltrata. E diamo un po', come spazio culturale, abbiamo un ventaglio molto ampio. Cioè partiamo in cui uno arriva e ci trova 2 mostre, entrambe su Ungaretti, una è una mostra fotografica e l'altra è una mostra fatta da opere di artisti locali proprio della zona nostra. C'è ovviamente l'alzabandiera, gli alpini non possono fare meno dell'alzabandiera, vedremo anche il tempo, perché se è troppo caldo comincia a essere una cosa problematica. Chi ha piacere può andare a fare un'escursione sul Monte Ermada, guidato dall'associazione Flondar, che è un'altra associazione locale che si occupa di queste cose. Se va tutto bene, poi quando tornano i camminatori, qui ci sarà una pasta asciutta per loro, e si comincia subito con i libri. Presenteremo 3 libri. Okay. Il primo posso mostrarlo? Assolutamente sì. Il primo è questo qui, è di un ricercatore locale, Mitja Juren, che io ho intervistato 2 anni fa. Le battaglie dei bersaglieri. Le battaglie dei bersaglieri. E io ho iniziato a leggerlo perché volevo leggerlo prima di intervistarlo in questi giorni, ed è una cosa di una precisione eccezionale. Io l'avevo conosciuto questo ragazzo 1 anno fa e devo dire mi aveva dato un'ottima impressione. Nella vita fa il bancario, ma io credo che sia proprio portato per scrivere. Scrive in una maniera affascinante, anche la cosa più complessa, il 13° reggimento anti-infanteria, lui lo rende, lo inserisce in un contesto locale. Parliamo in fondo di battaglie che sono state molto molto vicino, nella conca di Plezzo o Bovec in Slovenia, e che sono circoscritte e sono molto poco conosciute. E quindi questa è la prima parte, e lo faccio io alle ore 10. Saltando agli altri libri, ci sono i libri di Carlo Grigolon alle 14 che verranno presentati dal nostro alpino Giorgio Vidali, che presenterà l'autore. Quindi sempre libri sulla Grande Guerra. Sempre libri, partiamo sempre da lì, dalla Grande Guerra.
E finiamo saltando dalla Grande Guerra alla Seconda Guerra Mondiale. Sì. Lì abbiamo il pezzo forte, il nostro vicepresidente Mauro De Petroni intervisterà Guido Aviani Fulvio, che è un ricercatore friulano di Cividale, anche lui da noi ben conosciuto, con il suo ultimo libro che è Vi racconto la mia Russia, diari, testimonianze, immagini inedite del fronte russo. Posso dire che nel mondo degli alpini Guido Aviani Fulvio è considerato un big, cioè un uomo veramente in gamba. Da questo punto di vista siamo proprio, possiamo dire, corazzati, ma ovviamente non è solo quello. Alle 10 ci sarà una tavola rotonda sulla protezione civile. Ieri nella presentazione alla conferenza stampa il nostro presidente Candotti ha detto: noi siamo uomini di montagna. E ha detto: siamo uomini di montagna e siamo uomini pratici. Il nostro fiore all'occhiello dell'Associazione Nazionale Alpini è la protezione civile. Ecco che a questa piccola tavola rotonda parteciperanno il presidente Candotti, il presidente della sezione di Gorizia Paolo Verdoliva e il signor Enrico Cante, che fa parte della protezione civile di Luino Resina. Restiamo. Quindi insomma un programma davvero ricco, ce n'è per tutti e ovviamente tutti sono invitati a... Certo. A partecipare. Chiudo con l'ultima cosa, perché l'ho lasciata in fondo apposta. Ovviamente gli alpini non possono non avere i propri cori. Eccolo qua. Alle 16, esattamente, alle 16 c'è la parte più importante per noi alpini. Io sono riuscito dopo 3 anni finalmente ad avere il nostro coro, il coro Nino Baldi, che io adoro sentirlo cantare, e ho chiamato di proposito il coro ANA Ardito Desio di Palmanova, perché l'anno scorso, in novembre, al Politeama Rossetti, c'è stata un'importante manifestazione nel corso delle manifestazioni per Trieste 1954-2024, in cui i 2 cori hanno anche cantato insieme, perché sono molto amici. Io ho lasciato di proposito l'organizzazione delle scelte musicali ai 2 maestri. Faranno tutto loro, io mi presento e cosa. Questo dalle 16 fino alle 18, poi alle 18 l'Imbrunire, animazione e festa per chiudere la giornata. La giornata, sì. Però abbiamo detto la parte culturale, la parte enogastronomica, abbiamo detto la solidarietà. Noi da anni sempre, il primo anno abbiamo fatto una raccolta di solidale per gli alluvionati dell'Emilia Romagna. L'anno scorso l'abbiamo fatta per il CEO di Malchina, che è il centro educazionale e occupazionale che si occupa di disabilità, e quest'anno, in accordo sempre con i nostri consoci, no? l'Aiser, che organizza poi subito dopo la Resina Cup, che ormai è al 38esimo anno, una cosa storica di calcio, e quest'anno la raccolta solidale sarà per l'Agmen, per Solidarietà e Vita e Comitato per Fede e Famiglia di Chica, che sono delle piccole realtà locali di persone che hanno veramente bisogno. Come la facciamo? La facciamo grazie, lo dico, lo ringrazio pubblicamente, a Cante, che è un po' il mio vicino di casa come vigneto, che ci procura delle ottime bottiglie del suo ottimo vino da vendere per solidarietà. Beh, insomma, complimenti per l'organizzazione e speriamo sempre in una bella giornata. Ma cosa si mangia la sera? Beh, la sera nelle sagre, io ne ho fatte tante, no? Nel mondo del calcio. La sera si mangia griglia, quindi la griglia sono cevapcici, sono luganiche, noi abbiamo la plescavizza, che è una bistecca molto sottile, molto, molto saporita, patatine fritte. Non ci allarghiamo tanto, siamo al primo anno, preferiamo fare i passi... Beh, già così mi pare buono, direi, no? Sì, sì, beh, sì, poi ovviamente vino. Addirittura qualcuno vuole comprarsi la bottiglia di Cante e bersela subito, paf, gliela stappiamo, fantastico. Non c'è problema. Siete reduci anche dall'appuntamento per il raduno del Triveneto. Esattamente, allora a metà maggio, nel stesso giorno della festa della mamma, siamo andati a Biella per la radunata nazionale, che è importante. È stato molto faticoso perché Biella parto da Biella, no, per arrivare a Comigliano. Come no, certo. Biella ha 50.000 abitanti con 300-400.000 alpini, no?
una cosa così. Immagino. E invece, devo dire, questo raduno triveneto fatto dagli amici alpini di Conegliano è stato bellissimo, perché lì siamo solo gli alpini del Triveneto. La città di Conegliano ha risposto in una maniera fantastica, perché c'erano le strade imbandierate, c'erano le persone nella strada che ti applaudivano e c'erano tante bandiere italiane appese alle finestre, cosa che io non vedevo da quando ero bambino, no? Quindi, e tutto organizzato molto bene. Congratulazioni agli alpini di Conegliano, una gran bella manifestazione. Il tuo percorso personale? Il mio percorso personale, non mi sono laureato, studiavo scienze politiche, però ho trovato un lavoro da laureato che mi permette adesso di avere un'ottima pensione. Ho fatto l'informatore scientifico per 35 anni. Accidenti. Dal 68 al 2018 mi sono occupato di calcio, calciatore scarso, allenatore discreto, arbitro meglio e dirigente ancora meglio. Quando ho capito che allenare e giocare non era il caso, ho cambiato e lì mi son divertito. Ho finito con la Triestina di Mauro Milanese, dove stavo benissimo. Mi sono occupato all'epoca dei piccoli, che è la cosa più bella che ci si può occupare, quelli che dai 5 anni in su. E ho detto vado avanti, ma no, sono arrivato in Triestina, sono arrivato a quello che volevo, non chiedo di più. Quindi lavoro, calcio e poi nel 1994 mi sono trasferito da Trieste a Duino Risina ed è stata la fortuna della mia vita. Perché sarà perché sono di buon carattere, sarà perché sono stato fortunato, mi sono inserito perfettamente in quella che è la realtà locale. E quindi tutte le cose che succedono nel nostro comune, dai Triestina Club alle sagre, le abbiamo fatte parecchie sagre organizzate dal comune di Duino Risina, nel limite sempre delle mie possibilità, io e la mia famiglia abbiamo partecipato. E mio figlio praticamente è nato nel 1991 a Monfalcone, ma lui si considera carsolino. Quindi insomma un percorso di vita che ha portato fino al territorio di Duino Risina, dove adesso le radici sono ben piantate. E la realtà locale è molto importante perché poi in vari punti, insomma, da tutto il litorale, il Carso, eccetera, ogni comunità ha le sue tradizioni ovviamente, esatto, che vanno sempre ricordate. Tu ti chiederai, ma gli alpini? Certo. Allora io ho fatto l'ateliere da montagna, soldato semplice, e poi un po' per motivi di lavoro, che era abbastanza impegnativo, un po' per motivi che mi occupavo tanto di calcio, mi sono sempre stato alpino, però era rimasto lì nell'angolino. Fino a quando il nostro Massimo Romita, che è il deus ex machina della famiglia alpina, una sera di 3 anni fa mi ha detto facciamo un gruppo, un qualcosa qui a Duino Risina, ed è stato fantastico. La famiglia alpina di Duino Risina è stata una cosa fantastica. Ho conosciuto delle persone del nostro comune, più quelle di Trieste, che ci hanno dato una mano in questi anni a impegnarci in tutte queste cose: solidarietà, aiuto agli altri, organizzazione, feste in senso, ed è stata una scoperta di 70 anni, no? Quindi veramente, diciamo, è stato un ritorno, un rientro in grande stile. Sì, beh, se lo dici tu in grande stile, te lo dice lei, mi scusi. Prima di andare avanti, sì, certo. ma no, diamoci pure del tuo a questo punto. Ah, va bene, sì, grazie. Siamo in un ambiente coccolo. No, prima di andare avanti devo fare una domanda. Certo. Devo fare una domanda assolutamente, ma questa Triestina. Adesso si ricomincia con meno 7 punti, no? Una situazione molto, molto difficile, è cambiato molto da quando eri... Sì, beh, quando c'era Milanese con suo zio, suo cugino Biasin, non sono mai, io l'ho sempre lavorato gratis, quindi io ero fuori pignata, diciamo, ma non sono mai mancati soldi. Ora il discorso è questo: nella pallacanestro sono arrivati gli americani, hanno subito una retrocessione, hanno vinto la 2, sono arrivati in Serie A, hanno messo su una squadra, io non lo so con quanti soldi, ma sospetto non con tanti. E sono arrivati sesti in Serie A. Proviamo a immaginarsi la Triestina sesta dietro la Juventus in Serie A. Io, per natura mia, sono sempre fiducioso, quindi io spero che questa dirigenza, che ha voluto restare, che ha voluto pagare, onorare tutte le sue pendenze, abbia l'idea ormai,
cosa significa vivere in una Serie C, che comporta tutta una serie di cose. Quindi sul giornale di oggi si parla di Gorgone. Gorgone, se non altro, è un ragazzo che ha giocato nella Triestina, quindi conosce l'ambiente, conosce la città, e quindi è già un punto a favore. Si tratta di capire quali sono le risorse e utilizzarle al meglio. Speriamo che tutto vada per il meglio. Allora, prima di chiudere, ma abbiamo ancora un minuto e mezzo, ricordiamo quindi velocemente, terza edizione della Festa Alpina, terza Festa Alpina al complesso sportivo di Visogliano, domenica 29 giugno, come recita la locandina che sta mostrando Giuliano Bagatin. Alle ore 9:30 si parte e si chiude in serata, perché poi ovviamente c'è il momento conviviale, serata, sì. Dalle 18 in poi parte la serata, quindi insomma dopo aver assistito a tavole rotonde e la presentazione di alcuni libri che abbiamo illustrato oggi sulla Grande Guerra, ma anche sull'esperienza in Russia 41-43 degli alpini, e dopo aver appunto partecipato anche a momenti culturali ulteriori, oltre alle escursioni per chi vuole, no? Andare sul Monte Ermada, guidate, escursioni guidate ovviamente in piena sicurezza. Poi c'è la grande festa, quindi insomma sarà una giornata faticosissima. Sarà una giornata faticosissima, ma tutte le cose faticosissime che abbiamo fatto sono andate sempre a buon fine, e io sono fiducioso che anche questa sarà, come dicevano in TV, un successo. Molto bene, molto bene. Allora Giuliano Bagatin, sezione ANA di Trieste, ma della famiglia alpina di Duino Aurisina, grazie per essere stato con noi e buona festa. Grazie dell'invito, speriamo di avere nuove occasioni di incontrarci. Grazie. Grazie anche a voi per averci seguito. Adesso ci sarà una pausa pubblicitaria e poi torniamo con il notiziario di Tele4. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura ritorniamo ancora una volta sul caso Resinovic. La procura scava alla ricerca di prove e la difesa raccoglie il materiale di indagine. Grazie agli incidenti probatori si attende il via libera per il prossimo, quello sul riesame dei reperti voluto dal PM Ilaria Iozzi. Allora ci racconta tutto Gianluca Paladin. Beh, niente, non posso dirlo, se mi hanno raccomandato di non dirlo. Ma sì, ma è anche giusto. E il procuratore e il giudice in persona. Chi si aspettava novità rispetto a quello che già sappiamo dall'udienza di incidente probatorio di Claudio Sterpin è rimasto deluso. Al di là del riserbo assoluto che vige, le 5 ore di domande all'86enne sul caso della morte di Liliana Resinovic scrivono nero su bianco la testimonianza di chi, a detta sua, ha determinate convinzioni su cosa sia successo quel 14 dicembre 2021. Ma l'ordine è stato dato, c'è il segreto investigativo, bocche cucite. Ma è giusto così, insomma, dai. Ti aspettavi tutte queste domande, Claudio, oggi, stamattina? Ma non c'erano tante granché, hanno ripercorso tutto il fatto e le domande non ci sono. Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, è l'unico indagato per la morte della moglie. Ilaria Iozzi, pubblico ministero, è convinta che sia stato lui a uccidere la 63enne di via Verrocchio, come formulato proprio nella richiesta di incidente probatorio. Dopo aver aggredito all'interno del parco dell'ex OPP in prossimità di via Vais al Civico 21 la propria moglie con afferramenti, compressioni, percosse, urti e graffi, ne cagionava la morte avvenuta mediante soffocazione esterna diretta. Così recita il testo. È atteso ora, a giorni potrebbe arrivare la decisione, il via libera per la prossima udienza di incidente probatorio, depositata ancora dal pubblico ministero Iozzi, che chiede nei famosi 15 punti nuove analisi sui reperti del caso. Focus su elementi piliferi, i sacchi neri che avvolgevano Liliana, il materiale sotto le scarpe, i cordini, i fili di tessuto rinvenuti sul cadavere e il braccialetto greco, ma anche accertamenti genetici, merceologici e delle impronte.
praticamente un riesame completo, ma da eseguire in sede di incidente probatorio. Una garanzia per tutte le parti e di fatto un vantaggio per la difesa. Gli avvocati di Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, potranno accedere al materiale raccolto dalla Procura, che sta procedendo contro Sebastiano. Queste le ultime dunque sul caso Resinovic. Ora ci dovremmo collegare con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico oggi in città. Abbiamo visto che ci sono stati questa mattina un po' di problemi, in particolare in zona di Viale Miramare, ma ne parleremo più avanti anche con un servizio. Intanto ci colleghiamo con l'ispettore superiore Lionello Schillani. Allora, buongiorno nuovamente, ispettore. Sì, buongiorno a lei, dottoressa Buccarelli, a tutti i telespettatori. Allora, come si è evoluta la situazione del traffico rispetto a questa mattina? Adesso si è evoluta positivamente. Bene. In questo momento non abbiamo grosse file, di solito intorno alle ore 11 la situazione in Viale Miramare per fortuna si è risolta, c'è qualche rallentamento solo in entrata, in uscita il traffico scorre, in entrata c'è qualche rallentamento proprio all'altezza del Viale Miramare Città San Mare. Questa mattina, come vedete da voi, purtroppo ha creato particolari disagi, abbiamo tentato di tutto con viabilità cercando di agevolare l'entrata più che l'uscita verso il centro città, però purtroppo è un imbuto, non si riesce a trovare una soluzione finché non verrà ritombato lo scavo. I tecnici ci hanno assicurato che sperano per giovedì di aver finito il lavoro e quindi venerdì mattina riasfaltare e riaprire la regolare viabilità, soprattutto per il weekend. Naturalmente noi consigliamo chi entra in città di non prendere la costiera, la strada regionale 14, ma bensì salire dall'altipiano oppure addirittura prendere la sopraelevata, la superstrada, raccordo 13 e dopo la 202. Stessa cosa se uno non proprio deve andare sul lungomare di Barcola, di trovare strade alternative per uscire dal centro città verso l'autostrada, perché ho paura che questa sera, ma soprattutto domani mattina, nell'ora di punta, si ripercuoteranno di nuovo sul traffico, si avranno di nuovo incolonnamenti e code, quindi con attese, e questa mattina ci hanno segnalato anche sui 20 minuti, 30 minuti per bypassare lo scavo. Attualmente in città il traffico invece è regolare, non ho particolari notizie su quanto riguarda il centro, invece ho avuto notizia da parte dell'ANAS, c'è un incidente al bivio d'H, quindi siamo strada per Basovizza, strada 202, i veicoli incidentati sono proprio in intersezione, quindi mi hanno detto che c'è dei rallentamenti in zona. Non siamo sul posto, starei levando la stradale con del personale ANAS per la viabilità, adesso vedremo di mandare il personale se serve. Comunque mi hanno detto di riferire, ci sono forti rallentamenti in zona. Per quanto riguarda il pomeriggio non ho manifestazioni, ricordo come da prassi la manifestazione del TRISC con l'inversione in senso di marcia e la modifica di viabilità, che dovrebbe essere già nota dalle 20 alle 24 questa sera in Marchesetti, via dei Mille, San Pasquale. Poi la segnaletica notturna nella zona di via Rossetti, La Marmora, via Valmaura, Rattola Pria, via Patatucci, via di Servola, naturalmente fare attenzione del cantiere di operai che lavorano in orario notturno e altre cose particolari al momento non ho da riferire, quindi se sono domande restituire la linea. Benissimo, grazie, allora buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei, un buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Allora, noi andiamo avanti, fra poco parleremo anche appunto del caos che c'è stato questa mattina, di cui ci parlava proprio l'ispettore Schillani, ma parliamo invece delle acque, le acque del Friuli Venezia Giulia a livello proprio regionale che sono in buona salute. Questo è il risultato del monitoraggio di Goletta Verde, la storica campagna di Lega Ambiente che ha appena iniziato il suo viaggio partendo proprio dalla nostra regione, dall'Adriatico, per monitorare poi lo stato di salute del mare e delle coste della penisola. I dati sono stati resi noti oggi nella conferenza stampa organizzata qui a Trieste. Allora vediamo il servizio. La qualità delle acque in Friuli Venezia Giulia è buona, va posta particolare attenzione a fognature e depuratori per evitare un deterioramento della situazione. È il risultato dei campionamenti di Goletta Verde e di Lega Ambiente che ha iniziato la sua campagna 2025 proprio dalla nostra regione. I campioni sono stati prelevati in 10 punti della costa dai volontari di Lega Ambiente nella giornata del 5 giugno. Il 100% è risultato entro i limiti di legge. Siamo molto contenti di poter dire che
i 10 punti campionati in questa regione sono risultati tutti entro i limiti di legge. I monitoraggi sono stati fatti da volontari e volontarie della Lega Ambiente lo scorso 5 giugno alle foci di fiumi, canali che percorrono la regione, e poi appunto analizzati in laboratorio per valutare quello che è la concentrazione di batteri fecali, nello specifico enterococchi ed Escherichia coli. Questo perché questo tipo di batteri sono indicatori di fenomeni di scarsa o assente depurazione lungo tutto l'asta del fiume. In provincia di Trieste sono 3 i punti campionati, uno sul lungomare di Trieste, uno a Barcolo e uno a Sistiana Castelreggio. 3 punti monitorati in provincia di Gorizia, di cui 2 prelevati in mare a Marina Iulia e a Grado, il terzo presso la foce dell'Isonzo. La provincia di Udine comprende il territorio maggiore sulla costa. Qui sono stati effettuati 4 prelievi alle foci del fiume Stella, la foce del Tagliamento a Lignano e presso lo scarico del depuratore sempre a Lignano. Il punto a mare è stato monitorato lungo la spiaggia di Sabbiadoro. I consigli che in realtà noi diamo da sempre, oltre a supportare comunque le amministrazioni nel miglioramento degli impianti, è anche quello che diamo a cittadini e cittadine di segnalare per esempio gli eventuali scarichi illegali che si possono a volte avvistare, e diciamo fa parte anche questo della cittadinanza attiva, segnalare quello che pensiamo possa essere una criticità per l'ambiente. E a causa proprio dei lavori urgenti, come abbiamo visto prima nel collegamento con la polizia locale, su una condotta idrica in viale Miramare da ieri è stato istituito un senso unico alternato all'altezza della salita del Cedassammare. 4 giorni circa la durata dei lavori. Ora ci dicevano che potrebbero finire giovedì, ma appunto si è formata questa lunghissima fila di veicoli in uscita da Trieste. Allora vediamo l'estratto dalla trasmissione di questa mattina di Sveglia Trieste da parte di Gianluca Paladini. C'è uno scavo urgente di Acegas APS Anga per intervenire sulla condotta idrica, uno scavo che insomma non si può prescindere da esso, bisogna assolutamente intervenire. È iniziato ieri i lavori, continueranno per tutt'oggi, per domani e dopodomani, quindi insomma 4 giorni di lavori per garantire il ripristino della condotta idrica. Per questo motivo c'è tutto questo traffico e alcune persone si lamentavano, giustamente magari non sapendo il perché, e bisogna portare pazienza per i prossimi 3 giorni perché questa riparazione s'ha da fare. Quindi diciamo la nostra funzione qui è proprio quella di rendere noto quanto sta succedendo, sono code chilometriche perché è un senso unico alternato, quindi c'è un semaforo che fa passare certi veicoli e poi quelli che vengono dalla parte opposta. Naturalmente essendoci più traffico in questo momento in uscita da Trieste, è chiaro che è qui che c'è il problema sulla corsia di destra andando verso il castello di Miramare, mentre sulla corsia di sinistra è un po' più scorrevole, anche perché è vero che è un senso unico alternato, però c'è meno gente che sta entrando in città, invece tanti pendolari stanno andando fuori. Questa è la situazione. Noi non riusciamo ad andare a mostrarvi lo scavo perché non riusciamo ad arrivare neanche noi con l'auto. Immagino anche la difficoltà di raggiungere Barcola perché davvero ci si mette molto tempo partendo già dalla stazione dei treni di Trieste. Questa è la situazione che vi mostriamo, questo è il motivo, lo scavo urgente per una condotta idrica, per riparazioni che determinano questo incredibile traffico in viale Miramare, tutta Barcola fino al castello e probabilmente anche oltre. La chiesa di Roiano questa mattina era affollata per l'ultimo saluto, per il funerale, l'ultimo saluto a Ewan Kanchan, il ragazzo di soli 17 anni morto dopo un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto per la rara patologia che aveva fin dalla nascita. Ewan aveva fatto uno stage a Tele4, il suo sogno era lavorare in televisione e frequentava con grande profitto e anche grande passione il corso di audiovisivi proprio all'Istituto Galvani, che gli aveva consentito proprio di fare questo stage qui da noi. Tanti sono stati gli amici, i compagni di scuola, oltre ai familiari. Qui vediamo appunto il parroco che abbraccia i genitori che hanno voluto salutarlo questa mattina nella parrocchia dei Santi Ermacora e Fortunato di Roiano. Anche Tele4 naturalmente si stringe in un abbraccio ai genitori del ragazzo e tutti coloro che gli volevano bene.
Ora andiamo a un evento che si è svolto ieri sera. Trieste ha reso omaggio al mito di Michael Jordan con uno spettacolo mozzafiato. 800 droni hanno illuminato il cielo della città in un tributo visivo tra sport, emozione e innovazione. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Uno spettacolo da batticuore acceso il cielo sopra Piazza Unità e Mola Audace. Le immagini pubblicate sui canali web della testata locale City Sport mostrano gli 800 droni che ieri sera hanno tracciato immagini aeree per celebrare il quarantennale dall'epica schiacciata di Michael Jordan, avvenuta nel 1985 nel Palasport di Chiarbola. Un'installazione visiva che ha tenuto migliaia di presenti con il naso all'insù, tra sorrisi, applausi e qualche lacrima di commozione. Il misterioso countdown, partito dall'imbrunire sui canali social della Pallacanestro Trieste, ha fatto crescere la curiosità, culminando poco dopo le 23 in un'esplosione di colori e figure mozzafiato. Il logo Jordan, una scarpa in volo, la silhouette stilizzata di MJ intento a schiacciare. Un mix di emozioni e ricordi con la folla entusiasta mentre il cielo si trasformava in una tela di luce. Dietro l'evento non solo l'omaggio a His Highness, ma anche un annuncio ad effetto. La Pallacanestro Trieste e Jordan Brand sembrano pronti a una partnership ufficiale, suggellando un'intesa che unisce sport, tecnologia e marketing in un'unica linea. L'hashtag Stay Tuned non è stato solo un teaser, è diventato promessa esaudita. E mentre i droni disegnavano stelle nel cielo giuliano, Trieste ha vissuto un momento che ha guardato al passato con nostalgia e al futuro con occhi pieni di ambizione. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Riprendiamo il telegiornale. Se si chiude Hormuz è un problema non soltanto per Trieste ma per tutti, lo ha detto ieri il commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale Antonio Gurrieri, rispondendo a una nostra domanda sulle conseguenze della guerra in Iran. Vediamo. Quali invece potrebbero essere le ripercussioni della crisi adesso con l'Iran sul porto di Trieste? Speriamo proprio che non peggiori, perché se ci chiudono il corridoio, quello sbagliato, insomma, ecco perché siamo attenti e siamo particolarmente attenti, devo dire, a tutte le dinamiche che si stanno svolgendo per avere la soluzione A, B o C, perché non c'è una sola soluzione, perché si chiude Hormuz è un problema. Però non è un problema soltanto per Trieste, è un problema per tutti. Io mi auguro che le cose si risolvano pacificamente il più presto possibile e noi diciamo già siamo stati resilienti anche quando si era chiuso il canale di Suez per il problema degli Houthi. Cioè noi siamo in continuo movimento e dobbiamo essere attenti ad essere in continuo movimento mentale e dinamico, commerciale, in ogni senso e operativo, per creare gli antidoti. Questo è. Così il commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale Antonio Gurrieri, rispondendo sulle conseguenze della guerra in Iran sul porto di Trieste. Secca invece la replica sul caso della rimozione dell'ex segretario generale dell'Authority Torbianelli. No, non ci sono novità, perché io sono silenzioso perché faccio gli interessi del porto e quindi noi non possiamo parlare di altre cose oggi. Può darsi che domani sì, ma oggi no. Sono spuntati nei giorni scorsi a Muggia dei poster murali che criticano la decisione della Giunta Polidori di privatizzare, così è scritto sui murales, la casa di riposo. L'assessore al bilancio Mariucci però non ci sta, sono fake news, ha detto ieri a Tele4. Sono manifesti murali che sono comparsi a Muggia negli ultimi giorni, dove dicono che in sostanza il sindaco Polidori, la giunta e la maggioranza di centrodestra vogliono privatizzare la casa di riposo. Io lo dico qui e poi sicuramente ci sarà qualcuno che lo dirà meglio di me. Io lo dico qui, la notizia è questa è una fake news, è una panzana allucinante, passatemi questo termine per non usarne altri, è una panzana allucinante. Chi ha fatto quel manifesto dovrebbe chiedere scusa non a noi dell'altra parte politica, dovrebbe chiedere scusa a tutti i muggesani. Si è espresso così l'assessore al bilancio del comune di Muggia Andrea Mariucci dopo aver notato in giro dei poster murali che portano la firma del circolo del Partito Democratico muggesano, in piena critica contro la privatizzazione della casa di riposo, una posizione che l'esponente della giunta Polidori bolla
come fake news. Da qualche parte però deve esserci stata una visaglia per far scattare questo messaggio. L'assessore difatti spiega la situazione. Il servizio è erogato in termini pubblici. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aperto una riflessione ancora a livello embrionale, ma ancora a livello embrionale stiamo analizzando quelli che sono i costi di una struttura che ormai è antifunzionale, perché è una struttura su più piani, laddove i costi di esercizio sono in rosso, in negativo da tanti anni, con delle cifre anche di centinaia di migliaia di euro di spesa corrente. Stiamo vedendo se c'è un modo più funzionale, più efficace ed efficiente di spendere risorse per un servizio che resterà sempre pubblico. Ecco, stiamo valutando l'ipotesi di, ne parlava forse anche il sindaco anche in questo studio, stiamo vedendo se ci sono delle alternative, punto, ma per un servizio che rimarrà sempre pubblico e sempre con l'asticella della qualità della casa di riposo di Muggia, asticella che vogliamo ancora più alta. Con un gioco d'anticipo di un mese, l'assessore al bilancio del Comune di Trieste, Everest Bertoli, ha portato in giunta l'assestamento finanziario che rende subito disponibili circa 14 milioni di euro. Bertoli poi non ha perso occasione per pungere un po' l'opposizione. Vediamo. Giocare d'anticipo è uno dei mantra dell'assessore al bilancio del Comune di Trieste, Everest Bertoli, che rispetto alla scadenza del 31 luglio ha portato oggi in giunta un assestamento di bilancio che rende subito disponibili circa 14 milioni di euro, composti in parte dall'avanzo e da una serie di entrate tributarie di altra natura. Il loro impiego spazia da interventi sul mondo della scuola a quelli della cultura, eventi, servizi sociali comunali e verde pubblico. Sono una bella importante cifra che permette di riattivare immediatamente la spesa corrente. Ne facciamo l'esempio, sono 2.800.000 euro che li dedichiamo alle attività culturali, alla promozione delle attività culturali del Comune di Trieste, così come la realizzazione di Natale, che è uno degli eventi importanti di questa città, 2 milioni per sostenere ulteriormente i servizi sociali del Comune di Trieste, ma anche 524.000 euro sul verde pubblico, 1.800.000 euro per i teatri comunali, 900.000 euro per le strutture sportive e altre voci più piccoli, ma non meno importanti per questo. 900.000 euro per il servizio scuole e biblioteche, 14 milioni che dal 1° luglio saranno a disposizione per l'economia cittadina e soprattutto per promuovere le attività e le iniziative che la nostra amministrazione sta mettendo in campo. Come detto, parte di questi denari sono presi dall'avanzo di bilancio che ora conta in cassaforte ancora 25 milioni circa. Bertoli a riguardo sta tracciando le modalità su come saranno resi disponibili questi fondi, cogliendo l'occasione per criticare l'atteggiamento considerato ostruzionistico dell'opposizione. L'impiego di questo tesoretto difatti sarà mirato ad evitare lunghe discussioni. Subito dopo questa delibera arriveranno una serie di altre variazioni con gli strumenti che la legge ci consente, visto che in Consiglio Comunale l'opposizione ha voglia di parlare per ore e ore e ore ripetendo gli stessi concetti sulla cabinovia. Sono 25 milioni importanti con i quali finanzieremo l'acqua marina piuttosto che Piazza Unità, ma piuttosto anche la scuola, le strade, tutti investimenti in conto capitale, perché la città ha bisogno di andare avanti, perché la città ha bisogno di non restare prigioniera di una opposizione ideologica. Un aggiornamento di cronaca, tracce di topi, di roditori nel locale In Bocca al Gioco in viale 20 settembre e il titolare viene multato per 3.000 euro. Come riporta Trieste News, la scorsa notte i carabinieri di Trieste, supportati dai NAS di Udine, nell'ambito dell'operazione Alto Impatto, hanno effettuato controlli all'interno del locale al Civico 41, gestito da un cittadino italiano di origini francesi. All'uomo è stata contestata la mancata attuazione delle misure di autocontrollo HACCP con conseguenti carenze igienico-sanitarie. All'interno degli ambienti sono state infatti rilevate tracce di roditori, tra cui escrementi. Oltre all'applicazione della sanzione, l'attività è stata immediatamente sospesa. Il titolare, interpellato, ha dichiarato di aver contattato una ditta specializzata per il problema delle tracce dei topi. Al momento si è rivolto a un'altra ditta che avrebbe segnalato le mancanze della precedente. Con oltre 2.300 interventi nel 2024, i tempi d'attesa ridotti, l'ortopedia di Cattinara si conferma un centro d'eccellenza per la cura dei traumi e delle patologie muscoloscheletriche. Vediamo.
È stato fatto oggi il punto sull'attività ortopedico-traumatologica dell'ospedale di Catinara nel corso di una conferenza stampa. A presentare i dati è stato il professor Luigi Murena, direttore della clinica ortopedica e traumatologica. La struttura, che fa parte dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, è oggi un vero e proprio centro di riferimento, un hub, per il trattamento dei traumi e delle patologie dell'apparato muscoloscheletrico, sia in situazioni d'urgenza sia per interventi programmati. Dal 2015 la clinica ha avviato un importante processo di riorganizzazione. È stata introdotta la guardia attiva 24 ore su 24 e sono stati attivati ambulatori specialistici dedicati a problematiche specifiche come spalla, ginocchio, mano, piede, osteoporosi, fragilità scheletriche e protesi articolari. Negli ultimi anni l'attività chirurgica è cresciuta costantemente grazie anche all'uso di tecniche sempre più avanzate, comprese quelle mini-invasive. Dopo il rallentamento causato dalla pandemia, già nel 2023 si è tornati ai livelli pre-Covid, con un ulteriore aumento nel 2024. Sono stati effettuati oltre 2.300 interventi. Nei primi mesi del 2025 l'incremento prosegue con un più 15% rispetto alla media dei 5 anni precedenti. Ovviamente si deve partire da un'analisi dei problemi, dal monitoraggio degli indicatori, capire dove è il problema, progettare un provvedimento, metterlo in atto e rimonitorare. E poi fondamentale sono le risorse umane, cioè avere buoni professionisti, mantenersi aggiornati e uno spirito di squadra e di gruppo per camminare tutti nella stessa direzione per ottenere i risultati. Importanti anche i risultati nella chirurgia ambulatoriale, attivata nel 2024 per trattare in modo più mirato i pazienti e ottimizzare le risorse disponibili. La struttura si distingue anche per l'efficienza nella gestione delle fratture da fragilità. Buoni risultati arrivano anche sul fronte ambulatoriale. Nel 2024 sono state erogate quasi 44.000 prestazioni. Un lavoro che ha richiesto tempo ma che ha dato dei risultati eccezionali, come abbiamo visto adesso, come sono aumentati il numero di interventi, il numero delle visite ambulatoriali, il rispetto dei tempi d'attesa su tutte le priorità BDP e nonché il famoso rispetto del tempo di intervento su fratture di femore entro i 2 giorni. Presentata nella sede della Fondazione CR Trieste la 17ª edizione del progetto di socializzazione anziani che si protrarrà fino a febbraio 2026. Sono previsti diversi concerti e spettacoli a cura del Conservatorio della Glas Benamatizza e dell'Armonia. Vediamo. Professor Peroni, torna anche quest'anno per quest'estate l'iniziativa della socializzazione degli anziani da parte della Fondazione. Ci vuole illustrare il programma? Sì, sono 100 spettacoli teatrali in dialetto triestino, 30 concerti in una ventina di case di riposo, tra l'altro aggiungo una distribuzione di 400 abbonamenti del piccolo in quasi 70 case di riposo. 17ª edizione del progetto Socializzazione Anziani, iniziative ricreative e di intrattenimento rivolte agli ospiti delle residenze per anziani di Trieste, ideate e promosse dalla Fondazione CR Trieste. L'edizione 2025 conferma la formula di successo degli anni precedenti, 100 spettacoli che si tengono in 19 residenze per anziani grazie alla consolidata collaborazione con l'Armonia. A portare la musica nelle residenze saranno gli allievi degli istituti Giuseppe Tartini e Glas Benamatizza di Trieste. Un impegno che la Fondazione ha assunto sin dal 2008 con grande convinzione per una somma complessiva che ormai sfiora i 2 milioni, ma siamo molto soddisfatti della riuscita di questa iniziativa perché, come ci testimoniano anche i partner che stamattina sono intervenuti qui in Fondazione a esporre i risultati di questa bellissima manifestazione, iniziativa nel tempo, c'è grande riscontro dalle case di riposo, grandi risultati in termini di socializzazione degli anziani anche con i giovani, perché ricordo che i concerti e in parte anche gli spettacoli teatrali vedono protagonisti giovani e quindi c'è una bellissima, come dire, ricaduta in termini di dialogo tra generazioni che fa bene agli anziani, naturalmente, che sono i primi destinatari di questa iniziativa, ma fa anche bene dal punto di vista formativo ed educativo ai ragazzi. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che ritorna questa sera alle 19:30. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata.